Buonasera, benvenuti a questo incontro di Chiaramente Scienza. Questo breve filmato che abbiamo appena visto riguarda una scoperta recente avvenuta in Spagna, ad Atapuerca, di quello che sembra, almeno fino ad oggi, essere il più antico reperto fossile mai trovato, umano, anzi di ominide, mai trovato in Europa, di 1.200.000 anni fa. Le immagini di questa scoperta recente ci introducono al tema dell'incontro di oggi, le prime popolazioni europee. Quindi è un tema legato in qualche modo ai nostri antenati. Vedremo che non discendiamo direttamente da quelle persone, quelle popolazioni. C'è una storia molto più complicata, ma anche molto più interessante dietro la nostra storia. È un tema affascinante perché di fatto cerca di rispondere alla domanda: da dove veniamo? Chi siamo noi europei? È un tema molto interessante dal punto di vista scientifico e anche appassionante, perché è un lavoro quasi da detective, una ricostruzione della storia del popolamento dell'Europa che viene fatta a partire da indizi di natura molto diversa. Ci sono i fossili, la testimonianza diretta, un'altra testimonianza diretta, i manufatti, che da un certo punto in poi cominciano ad apparire, e fossili e manufatti sono in qualche modo l'oggetto degli studi del professor Giorgio Manzi, che è alla mia destra, professore di paleoantropologia ed ecologia umana all'Università di Roma La Sapienza e anche direttore del Museo di Antropologia dell'Università. Ma questa storia molto complicata può essere anche ricostruita a partire dai geni, quindi dal DNA che le popolazioni attuali, e in qualche caso anche qualche reperto proveniente dal passato, conservano dentro di sé, e leggendo, confrontando questi patrimoni ereditari si riescono a capire, come vedremo tra poco, molte cose di questa storia. Allora, al racconto di questa storia, nelle sue linee essenziali, sarà dedicata la prima parte di questo incontro con il professor Manzi. La seconda parte dell'incontro la dedicheremo invece all'eredità genetica degli europei e più in generale dell'umanità, a quel settore di studi che si rifanno alla cosiddetta diversità genetica dell'umanità. Questo tema ha anch'esso una grande importanza, un grande fascino dal punto di vista scientifico, ma come vedremo fin dall'inizio della presentazione del professor Barbuiani, che è alla mia sinistra, genetista dell'Università di Ferrara, questo studio ha anche una rilevanza molto forte, molto vicina a tutti noi, alla vita di tutti noi. Viviamo in questi anni un ritorno di interesse per la nostra identità, che spesso assume anche dei toni, diciamo così, discutibili, ma in qualche modo la globalizzazione del mondo, l'arrivo di immigrati nel nostro paese hanno riproposto alla nostra attenzione questo tema: chi siamo noi, chi sono gli altri. Lo studio della diversità genetica umana da una parte aiuta a ricostruire questa storia e, come vedremo tra poco, questa storia aiuta a capire chi siamo e a gettare luce su queste domande che tutti noi, in una misura o nell'altra, ci poniamo di questi tempi. Cominciamo allora questa storia non da oggi, ma da un passato molto lontano in cui tutto ha avuto inizio, dal momento in cui i primi ominidi, quindi specie che appartengono alla famiglia umana, misero piede in Europa, nelle terre dove oggi viviamo. Quindi do la parola al professor Manzi, che ci racconterà questa storia anche avventurosa.
Grazie. Mettiamo subito la prima diapositiva. Bene, buonasera. Il quadro che avete davanti è ovviamente complesso, ma noi di questo quadro complesso oggi tratteremo soltanto una piccola parte. Però serviva per introdurre un po' il tema. Visto che parliamo di evoluzione umana, dobbiamo un attimo capirci su che cosa significa, dove si muove questa storia, su che tempi e di quale segmento in particolare noi ci occupiamo questa sera. In realtà non è un segmento unico, sono vari. Qua vedete, in questo grafico, vedete sulla sinistra una serie di numeri che sono i milioni di anni dal presente e organizzati all'interno del grafico una serie di barrette che rappresentano l'esistenza nel passato di specie estinte, di un gruppo di primati bipedi che chiamiamo ominidi. Alcuni preferiscono attribuirli a una sottofamiglia e chiamarli ominini, ma questo cambia poco, insomma. Quello che importa è che questi sono gli antenati o comunque le forme che si sono ormai affastellate, per quante ne conosciamo, sulla linea evolutiva che porta alla comparsa di Homo sapiens, la nostra specie. Questo evento, la comparsa di Homo sapiens, la nostra specie, è qualcosa che collochiamo nel tempo molto vicino a noi. È un evento di qualcosa come 200.000 anni fa, in Africa, avvenuto in Africa. Ma ci arriviamo alla fine, perché appunto per origini dell'uomo noi potremmo avere intenzione di parlare delle origini di tutti gli ominidi, qualcosa che è avvenuto nella notte dei tempi, diciamo così, 5, 6, 7 milioni di anni fa. In realtà potremmo parlare anche di eventi ben più antichi. In fondo origine dell'uomo è anche l'origine dei primati, tutte le scimmie. Sono comparse le prime scimmie sono comparse su questa terra intorno a 65-70 milioni di anni fa, quando ormai si andavano estinguendo o si erano del tutto estinti i dinosauri. E la storia dei primati continua nelle decine di migliaia, fino a questi 6-7 milioni di anni fa che vedete qui, dove alcune scimmie antropomorfe africane si separano dalle altre, acquisiscono una postura strana, che è quella del bipede, e iniziano un percorso adattativo nelle savane africane. Questo potrebbe essere l'inizio di una storia, ma appunto non abbiamo tempo stasera di parlare di questo perché ci porterebbe troppo lontano. Però è interessante ricordarci che da queste origini, di questi primi bipedi ancora a metà strada tra la foresta e la savana e poi più decisamente verso le savane africane, si è originata una diversità che è rappresentata da tutte queste barrette arancioni, giallette, azzurrine che avete davanti agli occhi. Un momento cruciale di questa storia possiamo collocarlo intorno a 2 milioni di anni fa, 2 milioni e mezzo di anni fa, diciamo, quando degli ominidi bipedi tra gli altri, queste scimmie antropomorfe bipedi che ormai avevano iniziato ad avventurarsi decisamente in un ambiente più aperto come quello della savana, soprattutto in Africa orientale, nei territori degli attuali Kenya, Etiopia, Tanzania, scoprono che, viste le scarsità di alimenti di quella fase, che è una fase arida, una risorsa importante può essere rappresentata dalle carcasse di animali. Animali già uccisi da predatori, come un branco di lionesse, diventano l'alimento principale di questi nostri diretti antenati. L'origine dell'uomo in quanto genere Homo, qua non stiamo parlando di Homo sapiens naturalmente, stiamo parlando di Homo habilis, se vogliamo usare un termine in latino, comunque i primi rappresentanti del genere Homo, non della specie Homo sapiens, incominciano una strada che porterà lontano, porterà fino a noi oggi in questa sala, macellando delle carcasse di animali già cacciati da delle leonesse. Non è certo un'origine particolarmente gloriosa questa, però è quello che noi pensiamo sia avvenuto ed è un momento molto importante perché è in questo momento qui che si vengono a concentrare una serie di aspetti che erano stati acquisiti precedentemente, per esempio il bipedismo,
che era stato acquisito dalle australopitecine, questi ominidi più antichi, precedenti, diventa una risorsa straordinaria perché ha, come effetto secondario, liberato le mani da ogni impegno di locomozione. E queste mani diventano ora più abili nel maneggiare oggetti naturali e produrre manufatti. Per produrre quindi le prime evidenze di qualcosa che archeologicamente chiamiamo paleolitico, i primi manufatti in pietra. E questo non è ovviamente tutto, perché qui inizia un altro fenomeno importante della nostra evoluzione, un fenomeno che in termine tecnico viene chiamato encefalizzazione, cioè l'inizio di un'espansione progressiva del volume del nostro cervello. Questi ominidi qui avevano un cervello di poco più grande di quello di una scimmia antropomorfa attuale, uno scimpanzé e un gorilla. Le australopitecine precedenti, che abbiamo visto poco fa, avevano un cervello ancora più piccolo, come quello di uno scimpanzé o di un gorilla. Ma in questo momento in cui il cervello è poco più grande, inizia uno scatto che sarà molto brusco e che porterà nel giro di un paio di milioni di anni le dimensioni del nostro cervello a triplicarsi in dimensione. Questo sembra avere un feedback positivo, una spirale a rinforzo positivo con questi alimenti che diventano dominanti nella dieta di questi ominidi, perché le proteine nobili rappresentate dalla carne sono funzionali al nutrimento di un tessuto, qual è il tessuto nervoso, molto dispendioso. Non è probabilmente un caso se noi abbiamo un grande cervello e un intestino relativamente corto, mentre una scimmia antropomorfa attuale, come uno scimpanzé o un gorilla, ha un cervello relativamente piccolo e un intestino proporzionalmente più lungo del nostro. Ed è in questo momento che questo succede. E questo momento di 2 milioni e mezzo di anni fa è davvero cruciale, perché di fronte a delle sfide ambientali, come quelle poste appunto da questi ambienti più aridi di savana nei quali si avventurano i nostri antenati, cambiano molte cose. Cambia veramente il modello biologico che si era stabilizzato in una fase immediatamente precedente. Se le forme precedenti erano delle scimmie antropomorfi bipedi, questi diventano degli uomini, non degli uomini come noi naturalmente, ma comunque iniziano a essere davvero delle forme umane capaci di una serie di attività che noi riconosciamo come nostre, come per esempio appunto produrre dei manufatti. Quindi quello che cambia è qualcosa che cambia nella dieta, il bipedismo già era stato impostato, cambia qualcosa nelle dimensioni encefaliche, cambia qualcosa nella produzione di manufatti, nel senso che compaiono i primi manufatti, ma succede ancora un'altra cosa a questo punto. Questi ominidi incominciano a diffondersi geograficamente. Le precedenti forme nostre antenate erano rimaste, per così dire, confinate nel continente africano, nell'Africa subsahariana, soprattutto in quest'area dell'Africa orientale, in Sudafrica. Mentre con la comparsa del genere Homo, dopo quell'evento, chiamiamolo così, di 2 milioni e mezzo di anni fa, gli ominidi incominciano a diffondersi anche in altre parti dell'Africa e soprattutto in Eurasia. E questa diffusione è una diffusione che porterà i nostri antenati a occupare, per così dire, l'intero continente africano e poi via via diffondersi soprattutto seguendo delle traiettorie meridionali, mantenendosi bassi come latitudine in un primo momento, tanto da popolare in tempi relativamente rapidi anche l'isola di Giava, lontanissima, e che all'epoca in certe fasi era collegata al continente come fosse una penisola piuttosto che un'isola come oggi. E solo in un secondo momento questi ominidi poi sono anche in grado di spostarsi sempre più verso nord. Probabilmente ci sono dei vincoli di tipo strettamente biologico, io penso, che rendono lento questo spostamento verso nord, perché verso nord cambiano molto le condizioni ambientali, climatiche, la quantità di raggi ultravioletti, insomma ci sono una serie di limitazioni proprio ambientali che richiedono che lo spostamento avvenga non semplicemente per diffusione, ma anche per evoluzione. Deve cambiare la biologia di questi ominidi per poter salire più a nord. Bisogna aspettare i tempi della selezione naturale perché questo possa avvenire.
Ed è in questo modo che comunque, se la prima uscita dall'Africa del genere Homo possiamo fissarla intorno a 2 milioni, 1,5 milioni di anni fa, tanto che in questo intervallo cronologico, proprio tra 2 milioni e 1,5 milioni, vediamo ominidi che si sono diffusi tra il Caucaso e l'isola di Giava e la Cina. Solo dopo 1,5 milioni di anni, cioè tra 1,5 milioni e 1 milione, c'è invece il primo popolamento del nostro continente. È una storia che possiamo ricostruire attraverso degli spot di luce che abbiamo, delle informazioni che vengono da siti paleontologici come quelli che vedete indicati qui sulla cartina. Mi vorrei soffermare soltanto su alcuni di essi. Per esempio il sito di Dmanisi, in Georgia. Siamo nella parte meridionale del Caucaso, una zona che si chiama Piccolo Caucaso, a un'oretta di macchina dalla capitale della Georgia, che si chiama Tbilisi, di cui sentiamo ogni tanto parlare al telegiornale. E lì c'è un villaggio medievale con tanto di castello e chiesetta, la chiesetta è ancora attiva, e lì nel bosco in fondo ci sono anche le case di un villaggio medievale. Verso la fine degli anni 90, degli anni 80, scusate, quindi ormai quasi una ventina d'anni fa, gli archeologi medievisti che scavano in questo villaggio medievale a un certo punto incontrano un dente di rinoceronte. La cosa è sorprendente, non è atteso nel Medioevo della Georgia un dente di rinoceronte. Lì sotto forse c'è un giacimento più antico. Viene contattato un paleontologo del Museo Statale della Georgia a Tbilisi, che riconosce appunto in questo rinoceronte una forma preistorica, e lì inizia, sotto lo scavo medievale, inizia uno scavo preistorico, e da lì viene improvvisamente, nel giro di 10-15 anni, viene una messe straordinaria di reperti, di cui sarebbe bello parlare a lungo, ma insomma adesso il nostro tema è un altro. Quello che importa è che qui a Dmanisi, in Georgia, noi troviamo la più vistosa evidenza della prima diffusione extraafricana del genere Homo, perché questo giacimento ha una datazione che è prossimo ai 2 milioni di anni fa. Quindi, come vedete, molto vicino al momento proprio in cui compare il genere Homo e inizia a diffondersi fuori dall'Africa. E Dmanisi, cioè la Georgia, proprio nella collocazione geografica che ha, e sembra proprio il crocevia giusto per andare da una parte verso l'Oriente, verso l'isola di Giava, ma presto per andare anche verso nord, verso l'Europa. Ed effettivamente è quello che succede. Le evidenze che abbiamo a disposizione per parlare del primo popolamento dell'Europa in queste fasi così antiche vengono da pochi siti. Uno, per esempio, è in Italia, in Puglia. Ci si sta lavorando da un paio d'anni, vedremo nei prossimi che cosa ne verrà fuori. Si chiama Pirro Nord, è un sito dalle parti di Apricena, vicino Foggia. Ma l'area certamente più esaltante per un paleontologo, da cui sono venute fuori evidenze spettacolari negli ultimi 20 anni, è la collina di Atapuerca, o Sierra di Atapuerca, di cui avete sentito parlare nel filmato all'inizio. È una collina piccola, insignificante, che vedete nell'immagine lì in basso, a una dozzina di chilometri da Burgos, bellissima città della parte settentrionale della Spagna, lungo il Cammino di Santiago, dove c'è una bellissima cattedrale gotica, eccetera. Beh, c'è una cattedrale preistorica vicino alla cattedrale gotica, nel senso che a 12 km da Burgos c'è questa collina apparentemente insignificante, che però non a caso è stata nominata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO qualche anno fa, perché si concentrano in questa collina una quantità di siti preistorici di interesse straordinario e che, per così dire, ci danno informazioni su vari momenti dell'evoluzione umana, dal primissimo popolamento dell'Europa in poi. Il sito più antico è questo chiamato Sima dell'Elefante. Si trova all'interno di una specie di trincea artificiale creata molti decenni fa per il passaggio di una ferrovia locale che poi non fu realizzata, e però ha permesso indirettamente la scoperta di alcuni di questi siti. Appunto, la Sima dell'Elefante è all'interno di questa trincea artificiale
che ha proprio le dimensioni di questa sala, potremmo dire. Immaginate sulla destra di vedere invece il riempimento detritico di una cavità carsica tagliato come se fosse la fetta di una torta. E lì, a livelli molto bassi, ci sono degli strati che contengono manufatti litici, manufatti preistorici di un paleolitico molto arcaico, e il più antico resto umano. E la notizia non è di molti anni fa, è dell'anno scorso, quando appunto la rivista internazionale Nature mostra la foto che vedete lì in alto a destra, con questo pezzetto di mandibola, praticamente si tratta di un mento con alcuni denti, che è, come diceva Giovanni Carrata un attimo fa, il più antico resto fossile umano che sia finora stato trovato in Europa, il più antico europeo, ma non è certo un europeo moderno, si tratta di una forma preistorica che forse assomiglia un po', dico forse perché è chiaro che su un pezzo di mandibola così piccolo si può, no? L'analisi è ancora preliminare, provvisoria, però sembrerebbe avere affinità con quegli ominidi della Georgia, di Dmanisi, che abbiamo visto poco fa. E questa storia viene appunto ricostruita grazie al lavoro di un'equipe interdisciplinare molto attiva in Spagna. Anzi, quei tre signori lì che vedete sono i tre direttori di Atapuerca, dell'avventura di Atapuerca, del fenomeno Atapuerca, perché in Spagna Atapuerca è un vero e proprio fenomeno anche mediatico, e la paleontologia umana e la scienza, insomma, che gli sta intorno che sta intorno a questi fossili è diventata molto popolare. Si pubblicano una quantità di libri di divulgazione sull'evoluzione umana in Spagna negli ultimi 10 o 20 anni, si fanno documentari, trasmissioni televisive, interviste. Questi tre signori sono diventati popolarissimi. E questo non serve tanto, o almeno non soltanto alla loro personale popolarità, serve poi come ricaduta indiretta al progresso della scienza in questo campo, perché sono arrivati quantità ingenti di denaro per poter lavorare ad Atapuerca, e in questo momento si sta finendo di costruire uno straordinario, se mi passate il termine, santuario dell'evoluzione umana, cioè un museo gigantesco, proprio esclusivamente dedicato all'evoluzione umana dentro Burgos, dentro la città di Burgos, non distante dalla cattedrale gotica, e accanto ancora c'è un altro edificio che stanno costruendo dove sta per aprire un centro di ricerca che sarà un riferimento internazionale nei prossimi anni. Un centro di ricerca esclusivamente dedicato anch'esso all'evoluzione umana, dove stanno per incominciare a lavorare qualcosa come 100-150 persone, tutte rivolte a questo tipo di studi. Quindi tanto di cappello al fenomeno Atapuerca e alle evidenze che stanno venendo da quell'area. Comunque anche noi non scherziamo, ecco, noi in Italia, oltre a Pirro Nord, il sito in Puglia che vi dicevo prima, abbiamo altri siti importanti. Uno di questi è dalle parti di Roma, un centinaio di chilometri da Roma, a metà strada, diciamo così, tra Roma e Napoli, dove c'è un casello dell'autostrada, che alcuni percorrendo conoscono, che si chiama Ceprano. Ceprano è una cittadina, e vicino a questa cittadina nel 94 il signore che vedete nella foto corona decine di anni di ricerche sul territorio con la scoperta di questo cranio fossile, che è appunto internazionalmente noto come Ceprano. Ceprano non è più solo un casello dell'autostrada, diciamo così, ma è anche un reperto fossile di straordinaria importanza. La sua importanza è nel fatto che potrebbe essere una delle forme più antiche del nostro continente, ma soprattutto direi io la sua morfologia è interessante, nel senso che studiando i caratteri, adesso non ho tempo di entrare in dettagli di questa immagine, ma si capisce, credo subito, che studiando i caratteri di questo cranio emerge una sua posizione morfologica in questa specie di albero spiaccicato sul foglio, tra forme umane più arcaiche, che chiamiamo col binomi in latino Homo ergaster, Homo erectus, e forme invece successive e più derivate, più progressive, che sono gli uomini della fase successiva, in Africa e in Europa, che sono molto importanti per quello che vi sto per dire, perché sono le forme rispettivamente ancestrali all'uomo di Neanderthal in Europa e alla comparsa della nostra specie
in Africa. Dunque Ceprano potrebbe essere alla radice di un'antichissima divergenza, cioè qui giù, in questo grafico che rappresenta gli ultimi 500.000 anni, quindi come vedete abbiamo galoppato nel tempo, siamo passati da 6-7 milioni, poi abbiamo parlato di 2 milioni di anni fa, poi 1 milione con i fossili di Atapuerche, adesso siamo a 500.000 di anni circa, quando da una serie di dati, che non sono solo fossili, non sono solo preistorici, non sono solo archeologici, ma sono anche genetici, sappiamo che è iniziata una divergenza evolutiva tra una linea evolutiva, che è questa linea qui, europea, che porta alla comparsa molte centinaia di migliaia di anni dopo del notissimo uomo di Neanderthal, che è appunto un'umanità estinta attribuita alla specie Homo neanderthalensis, e una storia simile ma divergente da essa avviene in Africa e porta alla comparsa della nostra stessa specie, Homo sapiens. Quindi come vedete qui si chiarisce abbastanza una storia che ha caratterizzato tutto il percorso della paleontologia umana come scienza, perché il più antico fossile, il primo fossile umano che sia stato scoperto a metà dell'Ottocento, quando Darwin ancora stava scrivendo L'origine delle specie, è stato proprio il fossile della valle di Neander in Germania, Neanderthal, il primo neandertaliano che sia stato trovato, è il primo anche fossile della paleontologia umana. Quindi di Neanderthal noi parliamo da 150 anni e oggi ne sappiamo parecchio su questa forma umana estinta. Sappiamo che era una forma diversa da noi, ma al tempo stesso molto progredita, molto evoluta, molto derivata. Ed è figlia probabilmente di una storia come quella che vedete rappresentata in questo grafico, cioè una storia che ha un'origine comune, potrebbe essere proprio il cranio di Ceprano, o comunque la specie che il cranio di Ceprano rappresenta, e poi questa graduale divergenza. A nord del Mediterraneo, in Europa, porta alla comparsa dei Neanderthal, in Africa, a sud del Mediterraneo, parecchio a sud anche del Sahara, porta alla comparsa della nostra specie Homo sapiens. Queste due specie si rincontrano a un certo punto. Dopo questa lunga storia di divergenza, queste due specie si rincontrano per il semplice fatto che Homo sapiens, noi altri, comparsi in Africa, iniziamo un percorso di diffusione. E questo percorso di diffusione porta anche in Europa, dove Neanderthal e Sapiens, figli di queste due storie, figli di uno stesso antenato, ma poi di due storie divergenti, si ritrovano, ma non si riconoscono, probabilmente, pensiamo, più come membri della stessa specie. Anche da un'immagine del genere penso si veda quanto, per esempio, un cranio neandertaliano è diverso da un cranio moderno. Sono due crani molto voluminosi. Il processo di encefalizzazione di cui vi avevo parlato all'inizio, no? Quello che inizia intorno a 2 milioni e mezzo di anni fa, qui raggiunge il suo estremo. Abbiamo delle forme estremamente encefalizzate, il nostro cervello è intorno a 1.400, 1,5 litri, poco meno di 1,5 litri. Il Neanderthal anche, forse di più in media. Quindi un cervello molto grande quello del Neanderthal, ma come vedete da questa immagine è organizzato in una maniera differente. Contenuto all'interno di una scatola cranio, di una carrozzeria, se mi passate il termine, che è ancora molto arcaica. Come se il processo di encefalizzazione avesse seguito due traiettorie assolutamente differenti dal punto di vista dei meccanismi evolutivi che hanno portato a queste due forme umane, tutte e due con una grande testa, ma conformate in maniera diversa. A testimonianza del fatto che i percorsi sono separati e a testimonianza del fatto che nel nostro percorso è successo qualcosa che ha consentito a questo grande cervello di essere accolto in una scatola nuova e forse più efficiente. Perché dietro a una morfologia diversa dobbiamo sempre pensare che ci sono dei tempi e delle modalità di accrescimento e sviluppo, ontogenesi si chiama, no? In termine tecnico, che fanno la differenza morfologica, ma fanno anche altre differenze. Per esempio delle differenze nelle capacità di apprendimento, nella capacità di trasmettere informazione da una generazione all'altra, nella capacità della nuova generazione di recepire quello che la generazione precedente ha
può trasmettere, farne tesoro e andare avanti. Questo potrebbe essere il motivo per cui queste due forme, per il quale il confronto che avviene in Europa, molto tardi nell'evoluzione umana, tra queste due forme umane, porta all'estinzione di una e alla sopravvivenza di un'altra. E questo avverrà in tempi lunghissimi, 10.000 anni di convivenza, non ci parlano certo di genocidio. Non c'è un genocidio che può durare 10.000 anni. 10.000 anni è un tempo, il doppio del tempo che separa ciascuno di noi da Ramsete II, insomma, un tempo infinito. In questo lungo tempo queste due forme umane continuano a vivere in Europa, ma una è più capace di approfittare delle risorse ambientali molto scarse, peraltro, perché siamo nel pieno dell'ultima glaciazione. E una delle due sopravvive, l'altra si estingue. Quella che sopravvive siamo noi. E siamo comparsi in Africa 200.000 anni fa e ci siamo diffusi abbastanza rapidamente, seguendo delle traiettorie abbastanza simili a quelle della diffusione di 2 milioni di anni fa, quella che avevamo visto all'inizio. Perché prima la diffusione è avvenuta su latitudini basse e poi piano piano si è spostata in avanti. Difatti il confronto con l'uomo di Neanderthal avviene soltanto intorno a 40.000 anni fa, quando i primi sapiens, che si stanno diffondendo su tutto il pianeta, arrivano anche in Europa e la coesistenza tra Neanderthal e Sapiens sul territorio europeo durerà tra 40 e 30.000 anni fa, 10.000 anni, forse anche qualcosa di più. E come dicevamo prima, poi una delle due forme si estingue e l'altra sopravvive e dà delle manifestazioni di sé strane, qualcosa che non si era mai visto prima nella preistoria. Per 2 milioni e mezzo di anni avevamo visto costruire manufatti in pietra, sempre più raffinati, sì, ma comunque ostinatamente, simili nel tempo. A questo punto la variabilità dei manufatti litici cambia vorticosamente nello spazio e nel tempo e soprattutto compare qualcosa che non si era mai visto prima, che è l'arte. E questo è forse la rappresentazione migliore che possiamo avere dell'efficienza di questo cervello grande contenuto nella nuova carrozzeria, che rappresenta appunto la caratteristica forse più distintiva della nostra specie. Grazie. Ringraziamo Giorgio Manzi per questa carrellata nell'evoluzione umana che ha portato alle soglie dell'oggi, ha portato a un mondo interamente popolato di uomini e donne appartenenti alla specie Homo sapiens che hanno accumulato delle differenze. Oggi sembra naturale vedere in popolazioni di continenti diversi delle caratteristiche che possiamo anche riconoscere rapidamente e con sicurezza. Su questa diversità, a partire dall'800, si è cominciato a costruire qualcos'altro, cioè in ambito anche scientifico si è cominciato a fare delle ipotesi su questa diversità, in particolare a cosa che non era mai stata fatta chiaramente prima, a fare delle distinzioni e ad affermare che queste distinzioni hanno una base biologica. Quindi che siamo anche, al di là del colore della pelle, anche profondamente diversi dentro. Presto questa ipotesi ha preso piede, sembrava naturale, sembrava buonsenso. Qualcuno ha cominciato a pensare, beh, se siamo diversi, qualcuno sarà superiore, qualcun altro inferiore. E da qui sono nate poi anche alcune delle tragedie degli ultimi 150 anni. La vicenda nazista forse è stata solo la più drammatica, ma ce ne sono state altre, anche negli Stati Uniti, anche in altri paesi europei. Negli ultimi decenni, però, la possibilità di leggere il patrimonio ereditario delle persone, che si è accelerata moltissimo negli ultimissimi anni, da quando è stato possibile fare letture di interi genomi abbastanza rapidamente e con poca spesa, si è cominciato a vedere se effettivamente a questa presunta diversità
ipotizzata da tanto tempo, poi trova riscontro in quello che possiamo vedere nel DNA delle persone, e quindi si è arrivati dritti alla genetica. E quindi passo la parola al professor Barbuiani, che ci racconterà che cosa i genetisti vedono nelle DNA degli uomini e delle donne di oggi. Grazie Giovanni Carrara. Comincio intanto dicendovi qualcosa su quello che vediamo nel DNA degli uomini e delle donne di ieri, una piccola appendice a quello che ha detto Giorgio Manzi prima. Da qualche tempo esiste la possibilità di estrarre il DNA dalle cellule presenti nelle ossa fossili. Ci sono molte limitazioni a queste tecniche e non si può andare troppo indietro nel tempo. C'è chi ha provato a studiare il DNA dei dinosauri e ha fatto fiasco. Ma oggi sappiamo che il DNA dei primi europei arrivati dall'Africa, di queste creature che noi chiamiamo uomo di Cro-Magnon o cromagnoidi e che erano fatti come noi, era diverso dal DNA dei neandertaliani loro contemporanei. Questo è uno dei diversi motivi, dei parecchi motivi che ci inducono a credere che di due storie diverse si trattasse e che quelli che stavano in Europa 40, 50, 60 mila anni fa, i veri europei, quelli che ci sono stati per 300.000 anni, oggi non sono più qui tra noi. Parto però visto che Giovanni Carrara parlava di grandi tragedie del XX secolo, parto da questa copertina che forse avrete visto, di una rivista che si chiamava La difesa della razza e che è stata pubblicata a Roma dal 1938 al 1943 e che ha formato l'opinione pubblica che poi avrebbe accettato le leggi razziali e altre nefandezze. Ora, questa copertina ha il pregio della chiarezza, questa è la gente che sapeva comunicare e come vedete c'è una specie di manifesto, no? C'è un gladio romano che separa una statua classica, la razza da proteggere, che loro stessi non sapevano ben definire, ma comunque siamo noi, da quelli che la potevano contaminare, l'ebreo e l'africano. Ora, di questo progetto politico si può pensare quello che si vuole, io spero che ne pensiate tutto il male possibile, come ne penso io, ma il motivo per cui vi faccio vedere questa immagine è che in realtà, proprio per i motivi a cui ha accennato Giorgio Manzi prima e su cui ritornerò adesso, anche dal punto di vista biologico, questo processo di separazione di noi dagli africani nel 1938 era troppo tardi per metterlo in pratica, bisognava metterlo in pratica 40.000 anni fa, perché 40.000 anni fa, come ha detto Giorgio Manzi, c'erano sì i veri europei, ed erano in questa zona che in questa cartina è indicata con questo verde oliva, erano i neandertaliani che occupavano buona parte dell'Europa e come vedete anche una parte dell'Asia occidentale. C'erano varie specie umane, probabilmente, in quel momento. L'Asia era occupata da una specie che oggi chiamiamo Homo erectus e probabilmente da un'altra specie che stava qui in basso, di creature molto piccole, l'uomo di Flores, e quelli fatti come noi, 200.000 anni fa, occupavano questa zona rossa, stavano in Africa. Poi, come ha detto Giorgio Manzi, a un certo punto trovano una via d'uscita dall'Africa, arrivano intorno a 40.000 anni fa in Europa, e dopo 10.000 anni, attraverso fenomeni molto complessi che noi riusciamo a ricostruire solo in parte, gli europei non ci sono più e sono rimasti solo gli africani, siamo rimasti noi. Se volete vedere un vero africano, nulla di più semplice, guardatevi intorno, chiunque è africano oggi. Se volete vedere un vero europeo è un po' troppo tardi, dovevate pensarci 30.000 anni fa. Ci sono vari motivi per sostenere la tesi che in maniera un po' paradossale sto avanzando e molti di questi motivi discendono dallo studio dei fossili di cui Giorgio Manzi vi ha parlato. Io però, ecco, questo è quello che ha inventato lo studio del DNA antico, ma procedo rapidamente qua. Oggi però vi racconto una parte della storia che ci induce a pensarla così e che parte dallo studio della diversità umana e in particolare dallo studio del DNA umano. Intanto chiariamo un punto di partenza. In molte specie esistono dei gruppi diversi che chiamiamo razze. Negli orangutang ci sono gli orangutang di Sumatra e gli orangutang del Borneo. Un esperto di orangutang li distingue molto bene. Se andate a vedere il DNA di queste creature, trovate delle differenze che permettono a un esperto di attribuire quel DNA all'una o all'altra isola. Quindi ci sono in molte specie anche molto vicine a noi, gli orangutang sono dei nostri parenti molto prossimi, delle differenze che permettono di classificarli in gruppi ben distinti. E in questo caso particolare sono gruppi che stanno in due isole diverse, Sumatra, Borneo, in mezzo c'è il mare e quindi c'è una barriera che fa sì che quelli di Sumatra si riproducano tra di loro, quelli del Borneo si riproducano tra di loro e si siano accumulate delle differenze che sono rimaste localizzate in quell'isola. I primi scienziati che si sono occupati seriamente della biodiversità umana, siccome vedevano le razze negli orangutang, nei cani, nei cavalli
hanno ritenuto che, tutto sommato, per studiare la biodiversità umana si trattasse di riconoscere, di elencare le razze da cui la nostra specie è costituita. E questo è stato un grande progetto scientifico che, a mio parere, ormai si è concluso con un fallimento, quindi sarebbe il caso di passare oltre. Però è un grande progetto scientifico e bisogna prenderlo, scusatemi, con il rispetto dovuto. Intanto diciamo subito che siamo diversi. Una delle cose su cui è meglio fare chiarezza subito: non è vero che siamo tutti uguali. Basta guardarsi intorno, e se prendete persone che provengono da punti diversi della Terra, come questi 6 signori qua, è abbastanza facile per tutti quanti almeno individuare il continente da cui queste persone provengono. Questo signore è un cinese, proviene dall'Asia, questo ragazzino è uno Yanomama, un indigeno del Sud America, questa signora viene dalla Polinesia, questo signore in realtà viene dall'Africa perché è un Kabyle, un africano del nord, ma è chiaramente insomma europeo come caratteristiche, come Zidane è Kabyle anche lui, e questa ragazza sorridente è una africana del Madagascar. Quindi è vero che guardando i nostri simili, il nostro prossimo, riusciamo a farci un'idea della provenienza di queste persone. Però, ci sono anche delle persone che hanno un aspetto non facilmente classificabile, e questo in fondo è il problema più piccolo, perché al problema più grande ci arriviamo tra un attimo. Quando chiedo ai miei studenti, secondo loro, da dove provengono questi signori qua, ottengo le risposte più svariate, e vedo che molto spesso i miei studenti sono sensibili a cose tipo il cappellino di questa signora, che li inducono a sostenere che questa signora potrebbe essere thailandese, asiatica, eccetera. Vedo il professor Danieli che scuote il capo perché conosce le cose. Questa signora in realtà è un'africana del sud-ovest, è una bushman, una bushimane o san. E questa ragazza è africana, questa ragazza è indiana, questo signore con gli occhi azzurri così chiari è afgano. Insomma, ci sono tanti aspetti fisici che non è facile riportare ad un punto preciso di origine nel mondo. Ma questo, dicevo, è il problema più piccolo. Perché il problema più grande è che se prendete delle persone dello stesso posto, dei veneziani o in questo caso dei neri della stessa comunità del sud degli Stati Uniti d'America, le persone non sono uguali, le persone sono diverse. E se consideriamo per esempio il colore della pelle, la prima caratteristica che noi italiani guardiamo per piazzare la gente sulla carta geografica, questo signore qua e questo signore qua hanno delle pelli di colori molto diversi. Quindi è vero che siamo diversi, non siamo tutti uguali, ma questa diversità non è sempre facilmente leggibile. E poi all'interno di ogni località ci sono persone molto diverse. Dati questi presupposti, non vi stupirà se vi dico che gli studi scientifici delle razze umane, cominciati nel Settecento e arrivati fino alla metà del Novecento e anche un po' oltre, hanno in comune il fatto che ognuno di questi studi ha proposto un catalogo diverso delle razze umane, un catalogo incompatibile con gli altri. Quindi ho fatto una breve rassegna, sarebbero molti di più gli studi seri, per non parlare poi degli studi dei matti, perché sono stati pubblicati anche gli studi dei matti, e c'è tutto un bestiario, insomma un museo degli orrori di cui se volete parliamo. Il mio studio preferito in questo campo, studi dei matti, è di un americano che si chiamava Carroll, come l'autore di Alice, e che nel 1900 ha pubblicato a St. Louis un libro che si chiamava Il negro è una bestia, che almeno ha il pregio di rendere esplicite le sue idee. Questi che vedete sono i nomi di alcuni degli scienziati che si sono occupati di compilare il catalogo genetico, il catalogo delle razze dell'umanità. E il numero che vedete è il numero di razze che hanno individuato. Ha cominciato Linneo, il grande studioso svedese, il padre della classificazione degli animali, delle piante e dei minerali, che ha proposto in realtà 6 razze, ma 2 erano proprio strane, e 4 corrispondevano, secondo lui, agli elementi della filosofia greca classica: acqua, aria, terra e fuoco. Queste razze le ha chiamate europeo, lurido, che per lui erano gli asiatici, con un curioso capovolgimento del luogo comune, perché oggi sono i giapponesi che pensano che noi siamo sporchi, se non lo sapete. Chissà chi avrà ragione. Africano e americano. Qualche anno più tardi Buffon, un altro grande anatomo comparato, che aveva viaggiato molto in Asia e nel nord Europa, propone che i lapponi e i tartari siano delle razze a parte. E poi viene Blumenbach, un illuminista, una persona che oggi definiremmo di sinistra, un grande riformatore, che ha l'idea che l'umanità sia partita da un modello che secondo lui stava nel Caucaso, non conosceva ancora i reperti di Dmanisi, però in qualche modo Giorgio ne aveva avuto un'intuizione. I caucasici siamo noi europei, come al solito ne siamo i meglio di tutti, e l'umanità è decaduta, però per poter decadere in 2 direzioni lui aveva bisogno di un numero dispari di razze, per arrivare da un lato agli africani e dall'altro agli asiatici, secondo lui gli esponenti più degenerati
della stirpe umana, e quindi dice, vabbè, Linneo si è dimenticato gli australiani, metto gli australiani come anello intermedio in questa decadenza dell'umanità a partire da questo modello centrale. E poi arriva Cuvier che dice, ma no, ci sono bianchi, neri e gialli, le razze sono 3. E poi arriva Huxley, il mastino di Darwin, lo chiamavano, un aggressivo evoluzionista che sostituiva Darwin in tutti i dibattiti. Darwin non amava litigare, e Huxley invece apparentemente sì, che dice no, le razze sono 4, ma non sono quelle di Linneo, perché i veri europei, xantocroidi, sono biondi, e quindi gli europei che biondi non sono un ibrido con gli africani. E come vedete, tutte posizioni in qualche modo ragionevoli, però posizioni che non si confermano a vicenda. E intanto, con l'andare degli anni, i viaggiatori viaggiano, gli esploratori esplorano, portano evidenze di nuovi gruppi umani con caratteristiche diverse che non si possono inserire nelle razze preesistenti, e quindi i cataloghi si allargano. 29, 17, 38 razze. Nel 1933, per l'Esposizione Universale di Chicago, il Museo di Storia Naturale propone ad una scultrice, si chiamava Malvina Hoffman, di andare in giro per il mondo accompagnata dagli antropologi del museo, raccogliere immagini delle razze umane e poi costruire delle statue a grandezza naturale. Malvina Hoffman, forse perché la pagavano a cottimo, produce 107 statue diverse. 107 razze diverse significa anche un problema insolubile dal punto di vista scientifico, come distinguere fra di loro 107 oggetti differenti. Ed è per questo che nel giro di poco tempo, anche se c'è stato qualche tentativo generoso, anche se non tanto nobile, di riportare in auge la classificazione razziale, comincia ad emergere una insoddisfazione per questo tipo di studio. E il primo che l'esprime in maniera esplicita, e da quel momento in poi comincia una storia diversa di cui io penso di far parte, il primo che esprime chiaramente questi dubbi è Frank Livingstone, un antropologo americano, che nel 62 pubblica un articolo di 3 pagine di esemplare chiarezza che si chiama Sulla non esistenza delle razze umane. E Livingstone dice chiaramente: siamo tutti diversi, ma la nostra diversità non è fatta da blocchi di individui omogenei fra di loro e diversi gruppo per gruppo, è una variabilità continua. Ci sono tutte le sfumature del colore della pelle, le nostre caratteristiche ereditarie, i gruppi sanguigni, sono presenti in tutti i continenti a frequenze diverse. Le differenze sono graduali, non ci sono i confini biologici che sono presupposti dalla classificazione razziale. Da questo momento in poi emerge un modo diverso di pensare alla biodiversità umana, e la scienza più interessante, la ricerca più interessante va in questa direzione. La ricerca secondo me è più interessante, poi ci sono anche altre opinioni. Vi faccio vedere un po' dei tanti dati che abbiamo e che ci inducono oggi a pensare che davvero non si capisca la biodiversità umana se si ragiona in termini di razze. È un ragionamento di variabilità, quanto grande è la variabilità dentro le popolazioni, tra una popolazione e l'altra. Io spero che si veda questa diapositiva. In alto avete un primo caso in cui nella popolazione A, nella prima popolazione hanno tutti quanti una caratteristica che chiamiamo A. Potrebbe essere il gruppo sanguigno A e in questo caso il gruppo sanguigno B nell'altra popolazione, può essere pelle chiara o pelle scura. Come vedete, tutti gli individui nel primo gruppo sono A, tutti gli individui nel secondo gruppo sono B. Il 100% delle differenze sono tra una popolazione e l'altra, perché tra gli individui della popolazione 1, che sono tutti quanti A, non c'è nessuna differenza, e così non c'è nessuna differenza qui dentro. Nel secondo caso avete invece che metà degli individui in ogni popolazione sono A e metà sono B. Le due popolazioni sono identiche e tutte le differenze le trovate all'interno della stessa popolazione. Quindi qui avete 100% di variabilità all'interno delle popolazioni e 0% tra. E sotto avete un caso intermedio in cui le due popolazioni differiscono nella frequenza di queste caratteristiche, e in questo caso particolare le differenze fra popolazioni sono l'11% e all'interno abbiamo l'89%. Giusto per farvi capire come possono essere le cose. Le classificazioni razziali si basano sull'idea che grosso modo noi siamo fatti così. Ma questa idea può essere studiata studiando fino a qualche anno fa le proteine, e qualche anno dopo, a partire dal 97, lo si è fatto anche a livello di DNA. Il signore che vedete in basso nella fotografia è un grande genetista americano che si chiama Richard Lewontin, che è stato qui qualche anno fa in un'iniziativa del socio del vostro istituto, quindi uno di noi, il quale nel 72 raccoglie i dati su 17 proteine sulla base delle quali si può capire qualcosa sul DNA, e suddivide la variabilità genetica di queste proteine in una componente interna alle popolazioni, una componente che differenzia popolazioni diverse dello stesso continente o della stessa razza, se volete, e una componente che invece indica le differenze fra razze e continenti. E Lewontin trova che l'85% della variabilità della nostra specie sta all'interno di una popolazione. Vuol dire che se si estingue tutta l'umanità e rimane solo Venezia,
Continua ad esistere l'85% delle varianti genetiche di tutta la nostra specie. In realtà se rimane solo Venezia il 70%, direi, se rimane solo una popolazione africana il 90%, ma su questo torneremo dopo. Questo articolo crea uno sconquasso, gliene dicono di tutti i colori, perché Lewontin dice a questo punto basta parlare di razze. Gli dicono che è comunista, come vedete un'obiezione che andava di moda anche in altri contesti, in altri paesi, e effettivamente è un'accusa fondata, Lewontin è comunista, ma non può fare niente, non può non esserlo. Gli dicono che ha sbagliato a fare i conti, ed è vero, ha sbagliato a fare un conto. L'anno successivo un antropologo australiano, che si chiamava Letter, rifà i conti di Lewontin aggiungendo un altro gene e trova esattamente gli stessi numeri. E allora gli dicono, ma tu non hai studiato il DNA, e il DNA in quegli anni non si poteva studiare. E quindi aspettiamo, lo studio del DNA ci farà capire dove sono le basi delle differenze razziali che noi vediamo così chiaramente nell'aspetto dei nostri simili. Questo è un lavoro che abbiamo fatto nel 97 quando stavo a Bologna, abbiamo lavorato su 109 regioni del DNA in individui diversi da quelli studiati da Lewontin e abbiamo ottenuto gli stessi risultati, 85, 5, 10, c'è poco da fare. Dopo sono seguiti moltissimi altri studi e quest'ultima riga non è un errore, c'è un gruppo che l'anno scorso ha studiato 650.000 tratti di DNA. È uno studio un po' particolare, fatto in pochi individui, non mi fiderei del tutto di questi risultati ancora, però i risultati sono sempre gli stessi, 85, 5, 10. Non c'è dubbio che questa è la fotografia di come varia la nostra specie. E non c'è dubbio quindi che se quando si parla di differenze tra gruppi razziali o continentali stiamo parlando di una frazione molto piccola, non è sorprendente che questa frazione molto piccola ci porti a dei risultati contrastanti. Stiamo studiando su una piccola percentuale della variabilità umana. Cosa vuol dire in pratica questo? Qui riconoscerete esponenti delle 3 razze di Cuvier, gli africani che raccolgono bacche dai cespugli, 2 asiatici con rudimentali mezzi di trasporto e poi qui gli europei, la tecnologia, il gruppo più avanzato che dispone dell'ape. Se poniamo pari a 100% le differenze fra questi umani più diversi, i bianchi, i neri e i gialli, allora la differenza fra Nanni Moretti e Renato Carpinteri a cavallo dell'ape o tra questa signora e il signore che pedala non sono 10 o 20 come verrebbe da pensare, ma sono 85. Quindi il nostro vicino di casa è più simile a noi di quanto non lo sia Nelson Mandela, ma di tanto così, è il 15%. Questa è una fotografia, direi, abbastanza attendibile della biodiversità umana. Ma allora, di che razza è quest'uomo? Di che cosa parliamo quando parliamo di razze? Lo conoscete tutti, Barack Obama. Da un punto di vista della classificazione biologica, Barack Obama è inclassificabile, perché anche quelli che credono all'idea di razza o che credevano all'idea di razza nel Novecento sostenevano che gli ibridi tra razze diverse fossero delle eccezioni non classificabili. Ora, Barack Obama è figlio di una donna del Kansas e di un uomo del Kenya, quindi dal punto di vista biologico non è né bianco né nero. Ma sappiamo tutti leggiamo i giornali, che Barack Obama è il primo presidente nero degli Stati Uniti d'America. Dov'è nero Obama allora? Da che cosa deriva la sua negritudine? Deriva dal fatto che lui è socialmente riconosciuto come nero. E questo deriva da una legge, che è stata, da una serie di leggi anzi, approvate negli Stati Uniti d'America al momento dell'affrancamento degli schiavi nell'Ottocento, che si chiamavano One Drop Laws, leggi della goccia. E la goccia è la goccia di sangue. Queste leggi dicevano che chiunque abbia anche una goccia di sangue inferiore nel proprio corpo appartiene alla razza inferiore. E seguiva una casistica, il figlio di un bianco e di un indiano è un indiano, di un bianco e di un negro è un negro, di un bianco e di un ebreo è ebreo. Non so negro ed ebreo che cosa producessero, mi manca questa informazione. Insomma, qui non stiamo più parlando di biologia, stiamo parlando di convenzioni sociali che sono molto importanti, che agiscono nel mondo in cui viviamo, ma che non hanno nulla a che vedere con la biologia, hanno a che vedere con il modo in cui noi classifichiamo il nostro prossimo. Qui il discorso ci porterebbe lontano, ma magari Giovanni ci ritorniamo tra un attimo. Invece vi do 2 o 3 dati su quello che lo studio del nostro genoma ci ha mostrato negli ultimi anni. È un progetto molto ambizioso che è costato molti soldi e forse molti più soldi di quanto sarebbe stato legittimo spenderci, ma che ha portato indubbiamente delle conoscenze. E la prima cosa che abbiamo scoperto è che se prendete gli elementi che costituiscono il nostro DNA, che noi chiamiamo nucleotidi, sono queste lettere A, T, C e G, che spesso trovate quando studiate le sequenze di DNA, bene, se prendete a caso 2 di noi, un europeo e un africano, queste 2 persone avranno in comune 999 di queste lettere, di questi nucleotidi su 1000. La nostra diversità è concentrata nell'1 per 1000 del nostro DNA. Ma siccome il DNA è molto grande, siccome ci sono 3 miliardi e mezzo
di questi nucleotidi. L'1 per 1000 vuol dire 3 milioni e mezzo, quindi abbiamo 3 milioni e mezzo di possibilità di essere diversi. Tutte le nostre differenze fisiche e morfologiche dipendono da delle varianti in questi 3 milioni e mezzo di nucleotidi che possono variare. Questa è l'unica diapositiva un po' tecnica che vi presento, mi scuso se vi annoierò un pochettino, potete anche non badarci e pensare al vostro pensiero preferito e poi vi richiamerò io all'attenzione, però se non mi ascoltate dopo dovrete credermi, invece così spero di convincervi. C'è stato un progetto, all'interno del progetto Genoma Umano, che è andato a studiare lunghi tratti di DNA che apparentemente vengono trasmessi in maniera costante. Dei blocchi, vengono chiamati, che vengono trasmessi dal genitore in figlio in maniera costante. E quindi di questi blocchi, in questo studio si è visto che mediamente ce ne sono 5,3. Cioè se prendete un punto a caso del nostro genoma, del nostro DNA, in tutta l'umanità mediamente ci sono 5 varianti,3, il che vuol dire che in certi posti ce ne sono 6, in altri 3, in altri 7, in altri 9. Ora di queste 5 varianti,3, l'area color ciclamino, che rappresenta varianti presenti in tutti i continenti, ne contiene oltre la metà. Quindi oltre il 50% delle caratteristiche biologiche umane sono cosmopolite. Io sono di gruppo sanguigno 0, ci sono persone di gruppo sanguigno 0 in Africa, in Asia, tra gli indigeni americani, tra gli indigeni australiani. Una caratteristica cosmopolita. L'altra fetta importante è quella che vedete qui sotto, 1,3 in rosa, che rappresenta caratteristiche esclusivamente africane. Il 25%, un altro quarto delle varianti genetiche dell'umanità sono specificamente africane, mentre c'è molto poco, un 2% europeo o un 2% asiatico. Quindi sembrerebbe che dal punto di vista del DNA noi possiamo essere o specificamente africani, avere delle caratteristiche tipicamente africane, o genericamente umani, avere delle caratteristiche umane, diffuse in tutti i continenti. Queste sono le due possibilità principali. Ed effettivamente lo studio di tanti geni, qui ve ne presento solo uno, ci indica che in Africa c'è un po' un campionario complessivo dell'umanità, mentre negli altri continenti trovate dei sottoinsiemi della variabilità africana. C'è più roba in Africa, ci sono più varianti in Africa di quanto non ci siano nel resto del mondo. In qualche modo questi dati riusciamo a interpretarli alla luce della cartina che vi ho fatto vedere all'inizio e che adesso vi ripropongo. Perché tutto sommato, se le cose sono andate proprio così, noi siamo in grado di spiegarci queste osservazioni, questi risultati. E siamo in grado di spiegarci perché noi africani, noi che siamo di origine africane, siamo fatti come siamo fatti. Io concluderò allora con 3 diapositive nelle quali, ve lo dico subito, presento una semplificazione brutale di quello che è successo all'umanità negli ultimi 20.000 anni. Naturalmente è successo di tutto, ma se questo schema estremamente semplificato è un po' plausibile e realistico, e io penso che lo sia, allora questo schema riassume i fenomeni principali che hanno lasciato una traccia nel nostro DNA e, come diceva Giorgio Manzi prima, anche nelle nostre ossa. La tecnica che uso, queste sono diapositive prese da un mio collega che si chiama Ken Kidd e che le ha prodotte negli Stati Uniti, è la tecnica dei pittori divisionisti, puntinisti, vi ricordate Seurat, insomma, che usavano piccoli tocchi di pennello di colori diversi. E allora l'idea è che quando in Europa c'era Neanderthal, in Asia c'era Erectus, noi stavamo in Africa, i nostri antenati stavano in Africa, e questi colori indicano tutti i diversi possibili DNA, che allora erano tutti quanti lì. Cosa facevano i nostri antenati africani? Cercavano di sopravvivere. E non era tanto facile. Andavano in giro, non disponevano di agricoltura, cacciavano, raccoglievano i frutti spontanei della terra. Quando le cose andavano male si estinguevano, però qualcuno ce la faceva e si spostava magari in regioni meno inospitali. E a un certo punto quelli che vedete qua nella zona dell'attuale Egitto, che sono indicati in giallo e in blu, imboccano, senza disporre di carte geografiche, senza saperlo, imboccano il passaggio verso la Palestina e il Medio Oriente. E lì però trovano un ambiente largamente spopolato, perché i neandertaliani stavano in quelle zone, ma erano pochi. Un ambiente in cui ci sono molte risorse e quindi cominciano a lasciare più figli, questi figli arrivano più facilmente all'età della riproduzione, la popolazione cresce. E questa popolazione ha a disposizione uno spazio molto grande e nel giro di 20.000 anni colonizza tutto il vecchio continente e anche l'Australia. Se è vera questa storia, quello che si vede è che l'Europa, l'Asia e l'Australia sono stati colonizzati soprattutto dai discendenti delle popolazioni africane che stavano qui e che abbiamo indicato in giallo e in blu. E questo spiega come mai troviamo delle caratteristiche che sono cosmopolite di tutta l'umanità, sono i gialli e i blu che sono un po' dappertutto, oppure troviamo nel nostro DNA delle caratteristiche che sono tipicamente africane, sono i colori di quelli che sono usciti di meno o non sono usciti affatto.
Tutta questa storia, vorrei concludere con Charles Darwin perché è l'anno di Darwin e poi è anche sempre giusto, tutta questa storia era largamente ignota a Darwin. Come diceva Giorgio Manzi prima, all'epoca di Darwin si conosceva un solo fossile umano, non si sapeva cosa fosse il DNA, non si conoscevano le proteine. Darwin ha scritto il testo più importante di biologia della storia senza sapere quasi nulla di biologia. Oggi ne sappiamo 1 miliardo di volte di più. Ma questo testimonia quanto intelligente fosse quest'uomo e quanto sbaglino quelli che tuttora ne parlano male. Se volete dopo parliamo del Papa, se la discussione vi interessa, o forse no. Darwin conosceva ben poco di quello di cui abbiamo parlato oggi, ma era una persona di formidabile intelligenza. E lui, nel suo libro del 1871, L'origine dell'uomo e la selezione sessuale, dice la sua sul tema della classificazione razziale. E scrive: l'uomo è stato studiato più attentamente di qualunque altro animale, eppure tra le persone competenti c'è la più grande varietà di giudizi riguardo al fatto che possa essere descritto come una singola razza, o 2, come dice Virey, 3, come dice Jacquinot, 4, come dice Kant, che è Immanuel Kant, il filosofo, che anche lui si era cimentato con la classificazione razziale, oppure 5, come dice Blumenbach, 6, come dice Buffon, 7, 8, 11, 15, 16, 22, 60 o 63, secondo Burke. Darwin qui ci sta dicendo: se non ci si riesce a mettere d'accordo nemmeno sull'oggetto dei nostri studi, non stiamo più parlando di scienza, stiamo parlando di qualcos'altro, meglio lasciare perdere. Grazie al professor Barbugliani per questa spiegazione, diciamo, di enorme chiarezza e anche di molto convincente, credo, per tutti. Come mettiamo insieme le due presentazioni che abbiamo appena ascoltato? Siamo una specie molto giovane, e anche una specie molto abituata a spostarsi. Credo che siamo forse, Giorgio, tu come antropologo ci puoi confermare, forse la specie che ha colonizzato più ambienti naturali, quella sempre più pronta a cambiare casa. Col topo. Con il topo, certo, e anche questo da molto tempo. Allora, io partirei facendo io la prima domanda. Torniamo all'Europa, che poi è il tema del nostro incontro di oggi. Noi siamo pronipoti di questi Cro-Magnon di 40.000 anni fa che inventarono l'arte, eccetera, o la storia è un po' più complicata? Sì, la storia è un po' più complicata e lui lo sa benissimo, insomma, fa finta di non saperlo. No, lo so, ma lo sa benissimo. Vorrei che tu ce la raccontassi. La storia è un po' più raccontassi. complicata ed è anche interessante effettivamente, perché a questa ondata di primi cromagnoidi, li chiamiamo cromagnoidi perché sono stati individuati prima nel sito francese di Cro-Magnon, questo è il campo di Giorgio che quindi è autorizzato a dire qualcosa sul DNA dopo, e poi sono stati trovati un po' in tutta Europa. Questa prima ondata indubbiamente si è diffusa in tutta l'Europa del Sud e un po' anche nel Nord, ma c'è motivo di credere che i nostri antenati fossero solo in piccola parte questi cromagnoidi. E questo lo possiamo dire perché abbiamo evidenze archeologiche di un grande processo migratorio che è partito dal vicino Oriente 10.000 anni fa e che è stato il processo che ha portato alla diffusione dell'agricoltura. Fino a 10.000 anni fa non si produceva il cibo, si mangiava quello che si trovava e quando non si trovava niente si saltava il pasto, cosa che probabilmente succedeva molto spesso. Intorno a 10.000 anni fa, un po' in tutti i continenti, a indicazione che forse è stato qualche cambiamento ecologico che ha permesso questo progresso, la gente incomincia lentamente naturalmente, non dal mattino alla sera, a produrre cibo. E noi abbiamo evidenze di questa diffusione perché è la cultura neolitica, comincia la ceramica, cominciano delle cose diverse. Naturalmente ci sono due modi di immaginarsi schematicamente la diffusione dell'agricoltura dal vicino Oriente in Europa. O attraverso il passaggio delle idee, ogni popolazione insegna alla popolazione vicina a produrre il cibo, o attraverso lo spostamento delle persone, si spostano gli agricoltori. La storia è molto lunga e non voglio dirvi che tutti la pensano come me, anzi io credo di rappresentare in qualche modo una visione un po' estrema, ma secondo me ci sono dei motivi molto forti, anche secondo Luca Cavalli Sforza, per ritenere che noi siamo largamente discendenti degli agricoltori neolitici che sono arrivati in Europa e hanno in buona parte sostituito. Quindi dal vicino Oriente? Dal vicino Oriente. Direi che se noi ricostruiamo le nostre genealogie, i nostri antenati di 10.000 anni fa stavano prevalentemente nel Medio Oriente, non stavano nel posto dove stiamo noi, e solo una piccola parte dei nostri antenati stavano dove Oltre stiamo noi. Oltre ad essere africani siamo anche un po' medio orientali. Siamo tutti quanti africani, ma se risaliamo a 15.000 anni fa, la maggior parte dei nostri antenati non stava qua, secondo me, ma stava nel vicino Oriente. Grazie.